Bene raga, ciao a tutti, come Veneziano, siamo contro l'Atalanta e siamo messi malissimo, abbiamo una squadra fuori forma, tantissima gente è andata, Leao, De Ketelaere, Tonali, siamo in difficoltà. La prossima partita rientra Teo, che comunque serve, che abbiamo visto che l'esperienza comunque di Teo è importante, e siamo contro l'Atalanta. Vai raga, partita molto dura ovviamente, ma dobbiamo fare punti, fiori. Dobbiamo fare assolutamente punti. Non siamo messi strabene, anzi la classifica è cortissima, non ci dobbiamo svegliare. Paolo Maldini pretende di più in questo universo alternativo dove il Milan è tornato a Paolone d'oro. Eccolo qua, lo stadio dell'Atalanta, sempre bello. La Gewis o Gewis, lascio sempre voi la scelta. Stadium. Sto venticello. Vai raga. Giochiamo subito offensivi. Questo è un derby comunque lombardo, con due squadre che non si amano. Il Fofi, Ricci, che è arrivato al Milan, che in realtà sono strafelice. Cioè, buon giocatore, ma non è il giocatore che voglio per il Milan. Cioè, per essere una buona riserva. Fofi. Ecco, ecco. Esempio, teniamo il centrocampo con Reinders, che non vendi Reinders, prendi Ricci, prendi Modric, compri quello del Bruges, allora ti dico, vabbè, abbiamo fatto un salto di qualità. Ma se perdi il miglior giocatore, vaffanculo, cioè, solo Tonali, solo Sandrissimo. Fuori. Il sillabo di felicità. Momenti difficili, però, momenti difficili. Giorgione, l'ex, sono due ex, Scalvini. Occhio. Attenzione, simbolo l'Atalanta, il quadro. Roba nostra, mamma mia qua Magic, cosa ha preso il signor Magic? Mamma mia. Mettiamo i titolari, anche se non sono in forma, perché veramente mi è proprio piaciuta la prestazione del Milan. De Ketelaere, Tonali e Leao subito. Gianni, bellissima per Rafa, subito Rafa, che si fa vedere. Non ci credo. Subito però facciamo paura. Leao tanto criticato, ma alla fine appena entra comunque qualcosa fa. Entra Daniel Maldini. Non riusciamo a sfondare la. Riusciamo a sfondare la. Niente. Dai Leao, simvola Leao, piccolo errore qua dell'Atalanta e la dà a Gyökeres, la dà al signor Victor, ti prego signor Victor, ma non ma devi ridare. Che buco, è proprio per Daniel Maldini, no ti prego, no gol di Daniel perché mi girano i maroni. Mamma mia. Sì, Atalanta che ha avuto le migliori occasioni adesso, Proviamo ad andare tutti in avanti questi ultimi 7 minuti. La devo a rischio io, ragazzi. Sì, ma non vinco un contrasto. Attenzione qua però. Un po' di fortuna Leao, ti prego. No, ma perché lui non vinco? Ma vedi che i rimpalli non li vinciamo mai, però. Dai, non è possibile che li vincono. Allora, sempre loro li vincono. Dai, per piacere. Sempre loro li vincono. Non c'è niente da fare, qualsiasi rimpallo arriviamo secondi. Non è che non c'è grinta, ragazzi. Maldini veramente sarà incazzato nero a vedere un Milan così. De Kuyper lento, mamma mia. Involuzione del buon De Kuyper. Lunga. Gyökeres fatto poco però, 3 di recupero.
Qua muoviamo poco la classifica, Fioi. Non va bene. Guarda che buco di Gimenez. Va a fare in culo Gimenez. Mamma mia. Mamma mia, gli ultimi 20 minuti. Only Atalanta. Che disastro. Che disastro. Che disastro. Ancora. Male, male, male. Siamo col Como. Altro mini derby. Siamo 24 punti Roma in fuga, noi 16, siamo messi malissimo. Loftus-Cheek, Gimenez, Gyökeres in fuori forma, le sto provando tutte, raga, ma non trovo continuità in avanti. Leao. Loftus-Cheek molto in forma. Gimenez. Non me ne fischiano una però a me. Loftus. Prova la mina, Loftus! Peccato. Crisi nera la Fiorentina che è quart'ultima. Anche Inter e Juve comunque distanti. Campionato particolare. Bravo Sandro, dai. I tifosi sono già dopo l'8° posto dell'anno scorso. Anche se c'è bonus su Maldini, per carità, però vogliono vedere i risultati. Bravo Leao, bravo Leao, bravo Leao. Niente. Sandro, bravissimo Sandro. Ed è gol. C'è il gol, non ci credo. Messo il coreano, gol del coreano. Non ci voglio credere. Gol del coreano. Ma fine che alla fine devo metterlo di più, sto bimbetto. 1-0. Grande Tonali però, è qua. Solo noi. Loftus-Cheek. Bellissimo Loftus. Un po' lunga, non era male l'idea, però dai. Tonali ancora. Tonali sembra in palla oggi. Raffaello. Attenzione però Santi. Il Bebote. Mamma che missile del Bebote, peccato. No, guarda come le regala Scalvini a Cutrone. No, vabbè, cioè, ma sono pagati i nostri. L'autogol è sempre frustrante per chi lo fa. In colpa per aver deluso i compagni. Ma cosa fa, ciao? Vabbè, Scalvini da horror. Poi ho messo sportiere perché Magnani è distrutto. Non ho parole. Non ho parole. Secondo autogol clamoroso di stagione dopo quello di Gabbia. In fatalità sempre una riserva. Affanculo. Raffa. La ricostruzione ci vorrà tempo, però non possiamo uscire dalla Champions. Siamo in Champions. Grande Bebote di cuore, bravo. Il Fofana, il Fofa. Per Leao. Ancora Bebote Leao, bellissima stazione Leao. Non ci credo, Raffa. 2-1, grande Raffa stavolta. Bella giocata. Bebote Leao. 2-1. Gimenez molto bene. Nodali. Vai lì, bravo lì. Bravissimo lì. Spettacolare lì. Guarda che bello il Bebote. Sfortunato anche il Bebote però, Sta giocando bene il Bebote. Molto sfortunato il signor Bebote.
Siamo in pieno recupero, non manca molto alla fine ormai. Evita rischi inutili e la passa dietro. Kent. Bravo, secondo bene oggi Bebote. Senza tanti complimenti e riconquista la Leao, Bebote, vuole ricambiare il favore. Bebote! Gol del Bebote. 2-1. Bravo Santi, si sono scambiati il favore. Comunque Leao deve giocare titolare sempre. È triste questa cosa, ma è così. È il miglior giocatore nostro. il divario tra le squadre si allarga a 2 reti. La rete ha davvero spostato l'equilibrio della gara e ora anche il pubblico spinge per vederli chiudere. Fallo su Charles. Charles prende tanti falli, però, Ecco, appena detto, mamma mia. Alberto Moreno. Ho giocatori tutti discontinui, però, Spazio. Calibra un bel pallone. Ferma l'azione. Bravo Teo. Fa ripartire fuori. Charles. Camarda. Dobbiamo un po' farlo giocare sto Camardone. Vinciamo comunque 3-1. Oh, generosa, vediamo la classifica. Mettiamoci anche fica. Allora, un buon 3-1 che ci dà un po' di respiro, quantomeno a noi tifosi e a Paolo Maldini. Vediamo un attimo la classifica. Vede il Milan comunque quinto a 19, che la Roma sta volando, anche l'Inter è in ripresa, la Fiorentina anche, dai. Napoli ultimo. Oh cazzo. Raga, derby di Milano, giochiamo in casa dell'Inter. Questa partita non ha mai perso di intensità. Signori, Queste squadre si siano scontrate. il derby. L'aria di attesa che si respira e il clamore dei tifosi sulle tribune sono lì a testimoniare. Sentite, l'inno dell'Inter. Vai raga, c'è tensione, c'è una tensione senza fine. Mamma mia. Siamo una classifica, siamo un Inter, Milan e Juve, sono un po' le deluse di questo inizio di stagione con una roba devastante. Gioca il Bebote, stra in forma. E si parte, derby di Milano. Bisogna cominciare a vincere con le big, però. È una storia particolare, ma tutti hanno in comune un'atmosfera molto più carica di pathos rispetto a qualsiasi altra gara di coppa o campionato. I tifosi riservano il meglio delle loro coreografie per queste occasioni. Sarà una C'è una tensione. veramente sotto tutti i punti di vista. L'anno scorso il Milan pur... Nel frattempo la gara è iniziata. Insomma, l'anno scorso è stata una stagione a dir poco grottesca per i rossoneri, però quantomeno hanno vinto praticamente tutti i derby e non hanno mai perso. Vediamo adesso che però è fondamentale vincerlo per tenere... Eccolo subito, Lautaro, Lauti. Gol. Subito Lauti. Lauti punisce. Inter 1, Milan 0. Lautaro Martinez. Gol da Polli, però classico gol da Polli. Ovviamente risultano un gol, ma la palla è entrata a causa di una deviazione importante. L'Inter è parità bomba, sembra il derby di Pioli, dove praticamente i primi 3 minuti erano buoni, poi basta. Si trova già in svantaggio. Teo. No, Fioi. Lo sposta di peso ed è la volta di là. Il Milan è calcio di punizione. Barella. Stanno tenendo bene il pallone. Un altro passaggio riuscito. Calcio di punizione. Niente, ci fischiano tutto contro, però, Çalhanoğlu. Mamma. L'ho vista dentro. Calafiori. Vada in verticale. Leao. Gli avversari stanno sbagliando tanto, ma Mamma mia. giusto credito a questa difesa. Bravo Cala. Gli avversari possono tirare un Fofana. sollievo visto che hanno buttato al Bebote, buono Bebote, vai Charles, vai Charles, vai Charles. sulla faccia. Ci cantano Serie B, perfetto. Intervento
tempestivo a sbrogliare la matassa. Voi siete come la Juve, ci cantano. Proviamo a giocarla in profondità. Vediamo se può capitalizzare. Vede lo scatto. Fuori gioco, no. Attenzione al tiro. Non sbaglia. Un gol di scarto per loro gli avversari adesso. Guarda che roba. La conclusione è la chiave per segnare un gol da solo davanti al numero 1 avversario. Non c'era alcun dubbio che avrebbe segnato. Niente da fare. Sì, bello, regaliamo anche le palle così. Disastro assoluto. Male, male, male. Come tutto ragazzi, gioco con praticamente 50 attaccanti. Abbiamo 45 minuti per ribaltare. Gioco meglio con 2 punti storicamente. Adesso vediamo, se vedo che comunque vedo delle differenze. Provo a cambiare modulo perché non mi va più di vedere sto scempio. Devono assolutamente cercare di segnare un Ecco, gol subito una partenza da mongoli proprio. agli avversari, ma soprattutto per riprendere fiducia loro. L'inizio di questo secondo tempo sarà il momento cruciale della gara. Se vogliono Ma no, sì, vabbè, ma non marcano, Fioi. Sandro. Barella. Cialanoglu. Io storicamente in tutti i giochi, soprattutto su PES, ho sempre giocato meglio con le 2 punte. Io mi fermo, non riesco a far gioco, però, cioè non è possibile. Non è possibile giocare così male. Va la cosa di lega. Proprio una squadra di scappati di casa. Una retroguardia di nuovo molto attenta. Guarda l'Inter, non è ingiocabile, cioè, è ingiocabili veramente, cioè. Oh. Ma fallo ovviamente, ma che credi? Tutti in avanti, non me ne frega un cazzo, ma si vuole l'umiliazione. Ci stiamo buttando proprio, Guarda che dormono. finora hanno sempre allargato il gioco sulle fasce, mentre qui hanno provato a sfruttare la corsia centrale. È possibile che non vinciamo mezzo contrasto, Pulisic, niente. Pallone profondo. Io penso che neanche statisticamente puoi sbagliare su un videogioco, soprattutto tutti i passaggi, i contrasti, e noi riusciamo a fare questo. Che bello. Bella apertura. Ha spazio sulla fascia. Si è abbassata un po' ovviamente l'Inter. Non male che la fallo. Ah, fuori gioco. Dice che c'è stato offside. Dai ragazzi, dai. Reinders. Cerchiamo di accorciare le distanze, proviamoci. Oh ma tu, oh ma... Ma guarda che roba! Ma non posso fare un contrasto però. Pallone interessante. Mi sembra un po' stracciata sinceramente. Sul peso del corpo e gli sottrae il controllo del pallone. Riusciamo anche in strafurba. Jeremy Pino. Dai Pino, per Renders. Se non si sveglia adesso Renders. Renders! Non un cazzo di routine proprio. Il portiere ha fatto un mezzo miracolo. Sandro. Di testa, uno dei nostri chiaramente, certo. Fuori di poco, sfortunati qui. L'allenatore Il tedesco esce di Marco come sempre è morto. Al 60esimo. Calafiori. Cala. Bello Calafiori, un gran giocata. Zalewski. Adesso lo fanno possesso palla, auguri. Quali sono le tue considerazioni, Luca? Da quel che si vede in campo difficilmente Bravissimo. cambierà il suo corso. Prova a darla. Vai Gyökeres, ma sempre coi giri sbagliati, oh ma... Cioè veramente... La difesa può tirare un sospiro di sollievo. Gyökeres per... Pulisic! Niente. Poteva certamente fare meglio su una palla molto intelligente. L'aveva messo davanti alla porta, ma non ha centrato il bersaglio. Nervosissimo Maldini e si vede. È stato splendido. Da uno dei nostri... Gol incredibile! Di testa! Pulisic di testa su erroraccio del portiere. Oh, che credo. Un bel calcio d'angolo e un perfetto colpo di testa. Bing! Dai, Con perfetta coordinazione, gran colpo di testa. crediamoci. Pulisic, grazie a questa rete, ha messo a segno il secondo centro in questa stagione. Proprio un gol inaspettato di Puli. Così. C'è solo un gol adesso a separare le due squadre. Dai raga, proviamoci. Chissà se ce la faranno. Tijani. Madonna Tijani. Stai già pensando al City anche qua? Lungo passaggio in avanti. Palla all'Alvaro Martinez. Tijani veramente l'ufficio inchieste per questo passaggio. Tiro. Vede palla con un bel gesto tecnico.
Bravo Sandro, dai. La gioca in profondità. Jeremy Pino. Sto giocando la seconda punta. Almeno il pareggio, Fioi. Sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Niente da fare. Dai che sbagliano anche loro. Va con un pallone profondo. E sempre con i giri sbagliati. Il Milan. Buona, bravo Pulisic. Pulisic è entrato benissimo oggi. Fa Gyökeres. Vai rimpalli. Ma guarda, tutti i rimpalli a loro, però. Ma dai. Evidente. Purtroppo quello che manca Tutti in avanti siamo, qua rischiamo. Gioca con un pallone lungo. Meno male che veramente ha fatto una cazzata Thuram. Ottima difesa. Doveva essere fermato. Dai Pulisic. Oddio Chris. Oddio Chris. Attenzione, può avanzare e tirare. Occhio, la toglie. Non ci credo. Pulisic ha cambiato la partita comunque. sapeva di doverla fare in questo momento e l'ha fatta. Ti prego, un altro miracolo. In testa Leao! Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. E fanno bene a prendersi qualche rischio Ancora Chris. per accompagnare la manovra. Non ci credo. 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 Ancora basta. Ultimo. Poi si è mangiato un gol però. Sommer bravo per carità. Cerca la profondità. Vara Walker, un coglione. La destinazione. Cambia gioco, proviamoci. Vabbè, ma Vara, sempre agli avversari arriva. Caffa. La difesa Mi entra in difficoltà. come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo tenendo alta la Bravo lei, un po' di culo dai ogni tanto. Calafiori. Ma proprio Calafiori arriva. Ma Dios. vogliono recuperare lo svantaggio. Walker ci prova, ma niente. Devono giocare con la testa e non sprecare più niente. Secondo tempo meglio, ma ormai la frittata è stata fatta. Alta sconfitta. Tijani che è un no vabbè, Tijani ha rotto i coglioni però. Autore di un assist oggi. Ottimo senso della posizione, pericolo sventato. Ormai è finita. Dai Tijani, riscattati. Tijani cosa ha messo? Tijani cosa ha messo? Non ci credo. In situazioni del genere è facile concludere a botta sicura e sbagliare tutto. Però non è stato Non ci credo. Qui abbia le sue colpe. Ha fatto il gol impossibile. Troppo spazio e sono stati Che cuore. In silenzio la Nord. In silenzio la Nord. Ha aperto il conto dei gol per questa stagione. Non ci voglio credere, all'ultimo respiro era già finita la partita, sì. Serve a poco, ma almeno l'Inter non va avanti. Cambio modulo, molto spregiudicato, non posso fare il rombo perché non ho, troppi giocatori di fascia. Vediamo, chiaramente non gioco offensivo perché sennò prendo 52 gol a partita. E vediamo, dobbiamo vincerle entrambe. La voglia di vincere, la paura di perdere. Una e di troppo. Girona. Quinta partita del girone. Girona Milan. Ci siamo. Benvenuti a questo straordinario evento, una partita emozionante che ci darà sulle spine per il prossimo paio d'ore. Attenzione. Lo stadio si fa sentire e si sono fatte sentire anche le strade nelle ore precedenti. Questo tipo di supporto sarà fondamentale per i giocatori che ovviamente sono qui per dare il massimo ai loro sostenitori. Vai. Dopo il miracolo nel derby bisogna vincere, però non adesso gioco equilibrato a livello di strategia perché sennò Fioi. Appuntamento con il nostro Modulo spregiudicatissimo, Fioi, vediamo come va, sennò. si gioca davvero alla massima potenza. Anche io vado molto meglio con le 2 punte, quello è il discorso. Una grande attesa. 2 punte molto simili, però anche questo non è positivo. Vediamo. Puntano sempre di più. Bebote. Tijani. C'è tutta la magia e il significato Gyökeres bella. che sarà veramente Bebote, tira! Ha paura di tirare il signor Bebote. Ma perché il signor Bebote ha paura di tirare? Non lo so. Hai già idea di chi si metterà in luce oggi, Luca? Raffaele Leao è solo l'ultimo di una lunga serie Mamma mia. di
Sono molto squilibrato però, Forse contro l'Inter in una situazione disperata poteva essere anche la soluzione, ma... Vediamo, ci provo, tanto c'è Fioi. Sandro. Tijani. Grande Rafa, contropiede, stanno giocando molti in avanti, gli spagnoli. Attenzione, Leo. Attenzione, Leo da solo. Rafa! Non ci credo. Poteva fare meglio qua. Vai Santi. Leao, Santi, bellissimo, che sono bravissimi su questo loro due. Leao, la metti in mezzo! Non ci credo, vabbè. Me ne va una giusta, però. Teo, stiamo giocando bene adesso, dai Leo. Rafa per Santi. Santi è lentissimo. Mi sembra un attaccante veloce, però, Devo sacrificare uno dei due, secondo me. Tijani. Santi. Gyökeres. Pulisic. Gyökeres ha aperto un numero, niente. Mi serve una punta veloce. Tijani. Bello. Bisogna vincere, Beppe. Bravo Teo. Teo vede Rafa. Santi. Gyökeres. Niente, lenti. Magic la butta su. Bravo. Vai Victor. Santi, Victor, ancora bel fraseggio. Santi, bevote, ma dai, bevote. Mamma mia, oh. Il classico Beb. Primo tempo 0-0, giochiamo bene, ma in Champions è così. Cioè, è una barzelletta sta Champions. Ne perdiamo, ne vinciamo, Raff. Si sveglia, la togliamo, Sandro, mettiamo Eceverri, proprio giochiamo tutti in avanti, capitano. No, anche Bagnani, anche cose tutti distrutti sono. E che Ketter mai visto. Altro giocatore strano, Charles Maldini non lo sta rivalorizzando purtroppo. È scommessa persa. Victor. No, era facilissima qui. Non puoi sbagliare questo passaggio, sto appoggio però. Giorgione. La butta su, ma un po' a casaccio. Tijani. E giochiamo in avanti adesso. 70esimo. Victor, bella per Jeremy. Ti prego Jeremy. Niente. Eceverri. Attenzione, c'è sempre Teo però qua. Teo. Pallaccio orribile su Teo. Yellow card. Facciamo così. È appena uscito anche Teo, è vero. Vediamo Charles. Vediamo se Charles sa tirare. Bello. 73esimo, 10 tiri ho fatto, 8 in porta, ma non basta.
Leao ancora per Jeremy. Profondità. No, ma niente. È questo che non capisco, che tutti rimpalli così. Tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. No, Tigiani giocando... No, c'è vero, scusate. Ma dov'è il fa... No, vabbè, è vergognoso che mi fischiano ste cose, però. E c'è Verri. Per Leo. Leo, dai, dai, Pino, dai, Pino. È gol. Ed è gol. Grande Victor. Ed è arrivato quello che sognavano dall'inizio. Siamo testimoni di una prova di grande cinismo, un'ingenuità sfruttata al meglio. Perdere palla a centrocampo è molto rischioso. Non posso fare 2 punte lente comunque, L'errore ti può costare molto caro. Adesso per piacere. Spezza l'equilibrio dell'incontro. Vantaggio meritato, ma devono stare attenti a non sprecare tutto adesso. Può cercare il taglio in mezzo. Stuani. Roba nostra. La loro caparbietà Chiaro che anche 2 vittorie mi servono. troppo, quello che manca è tempo. Buono. Jeremy Pino. Pino. Bravo per De Kuiper. Per la sua Vai, chiudiamola. Vai, Maxim. Vai, Maxim. Maxim in bocca. Questa era un'ottima occasione per aumentare il vantaggio. Sarà amareggiato. Con il gol avrebbe messo al Vai, Claudio. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Walker. De Ketelaere. Charles. Merda, nostri errori. Stare concentrati, tra poco potranno festeggiare la vittoria. Stai zitto, ma stai zitto. La difesa deve interpretare questa azione. Vabbè, fallo, va bene. E sembra che sia uscito un po' malconcio la Infortunato, ma ce ne sbattiamo le malle. Le hai distrutto. Non so se si capisce il perché, ma è distrutto. No. Maxim la butta su. Del mondo. Devono sfruttare meglio le occasioni che riescono a costruire. Anche a gennaio qualche ritocco lo faccio. Lunga, lunga, bisillabo di non lo so. Tijani. Raffaele Lea la butta su. ha letto bene l'azione, ottimo intervento. L'estremo difensore la caccia lunga. E finalmente vinciamo una partita. Semplice fischio, il fischio che determina la fine della Dai, dai. Mamma mia. Fischi, fischi di tifosi del Girona, vediamo la classifica. Mamma mia, 9-7-7-1. Bisogna vincere l'ultima. Bisogna vincere l'ultima a tutti i costi. E la prossima è Milan-Verona, ma nel prossimo video. Vediamo voglio capire contro chi gioco l'ultima, però. Database, info competition. Il database. No, ora andare al calendario, scusate. Non mi ricordo più. Dov'è il calendario? Programma. Col Porto, sarà durissima. Raga, un saluto dal comandante Veneziano. Ciao!